Ben ritrovati cari telespettatori, grazie al nostro ospite di essere qui con noi in studio, è Walter Poli, che è presidente di Federalberghi Terme di Abano e Montegrotto, nonché nel Consiglio Nazionale di Federalberghi, nonché imprenditore, corretto? Quindi certo, grazie dell'invito. Potrà dirci chiaramente qual è la situazione. Analizzeremo l'area e il bacino termale, è un'area strategica molto importante, ci sono stati condotti anche dal CISET degli studi al riguardo come indotto economico, come rilevanza d'area proprio, e poi naturalmente ricordiamo la valenza delle terme anche a livello terapeutico, quindi di cura. Ma sostanzialmente che cosa rappresentano adesso? Gli hotel sono un po' meno, giusto? Quanti sono? Visto che magari ci sono persone che ci seguono anche da altre parti, non tutti della zona. Raccontiamo un po'. Insomma, la nostra destinazione, che comprende i 5 comuni termali, che sono Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia e Teoro, consideriamo che abbiamo una novantina di alberghi, di strutture alberghiere, termoalberghiere, che sono concentrate fondamentalmente in 2 comuni, che sono Abano Terme e Montegrotto Terme. Ecco, quindi le strutture, se mi chiedevi, sono una novantina. Io so che circa dovrebbero essere 6.000 addetti. Certo, 6.000 addetti, abbiamo scarsi 20.000 posti letto con 10.000, 9.000 camere. Questo è lo stato 2026. Sì. Che percorso c'è stato negli anni? Perché voi avete notato una situazione che è cambiata progressivamente. Beh, andiamo anni indietro, che magari lei era giovanissimo, però insomma i numeri sono importanti. Sì. Allora, tornando indietro, facendo un balzo nel passato, e quindi possiamo parlare dei 20 anni fa, del 2002, il territorio contava 3.500, 3 milioni e mezzo di presenze, 3 milioni e mezzo di presenze, con una presenza diciamo importante del cliente straniero. La faceva da padrone un po' la Germania, la permanenza media stiamo parlando di 7 giorni, quindi si riusciva a vendere non solo il territorio, non solo la destinazione, ma anche la cura termale. La cura termale ha bisogno anche di 12, tempo. Sì. 12-15 giorni dovrebbe essere, no? Sì, allora, però 7 certo, giorni fai già qualcosa. Sì, una settimana, quindi fotografando gli ultimi 20 anni, oggi ci ritroviamo ad avere 2.800.000 presenze, quindi abbiamo perso 700.000 presenze, quindi 3 milioni e mezzo nel 2002, nel 2026-25 2.800.000 presenze, con un ribaltamento, proprio si è stravolta la proporzione tra italiani e stranieri. Abbiamo esattamente metà degli stranieri che avevamo nel 2002. Perché questo? Ok, proviamo ad analizzarlo assieme. Io tutte le risposte non ce le ho. Certo che poi, completando il quadro della situazione, siamo passati da 7 giorni di durata di soggiorno medio a 2,6 giorni. Ora, cosa è successo in questi 20 e passanni? Insomma, è accaduto tantissimo, nel senso che ci sono state guerre, tensioni, ci sono tuttora. Giusto per citarne una, la guerra russo-ucraina ha portato, che cosa? Oltre che dolore, morte, tensioni sicuramente, ma anche una perdita di una fetta di mercato che era comunque importante per il nostro territorio, perché stiamo parlando di un 6-7% di popolazione di turisti russi che sono venuti completamente a mancare. Prima cosa, c'è stato sicuramente poi il cambio con l'euro che non ha favorito in un certo qual senso alcuni segmenti di mercato, hanno perso capacità di acquisto, diciamo. Sicuramente la Germania negli ultimi anni è in contrazione, diciamo in crisi, in recessione, quindi ecco, tutto un insieme di cose. Certo che mi viene da pensare... Poi il sistema sanitario mi pare che una volta passasse
in Germania, no? Quindi loro venivano con un sistema sanitario loro nazionale. Certo, anche quello ha contribuito a far sì di, diciamo, di allontanare o di non favorire, di non incentivare, ecco, i flussi dalla Germania verso l'Italia. C'è da dire poi che anche il nostro sistema sanitario, ci sono stati negli ultimi 3-4 anni degli adeguamenti di un 20% sulle tariffe delle prestazioni, sto parlando quindi della ricetta medica, quindi della cura in convenzione, però non c'è stato un adeguamento ai tetti di spesa. Questo che cosa ha comportato? Esatto. Che c'è stato un avvicinamento molto più veloce al tetto di spesa e di conseguenza allo sforamento. Se pensiamo che nel 2023 abbiamo sforato di 3 milioni di euro, quasi tutti interamente rimborsati, nel 24 abbiamo sforato ancora, nel 25 ancora, ma questi sforamenti sono dettati sì dall'aumento delle tariffe e non dall'aumento del tetto, quindi non c'è stato un adeguamento tra il contenitore generale, il contenitore globale, ecco, quindi i tetti di spesa del territorio, ma c'è stato un contenimento da parte delle aziende nell'accettare l'impegnativa medica. Pensiamo che moltissime aziende settembre-ottobre bloccano, non riusciamo più ad accettare curisti italiani. Esatto, perché? Spieghiamolo a questi... Perché diciamo che il budget della sanità, e quindi il budget regionale destinato alle cure termali non ha subito quell'adeguamento di cui vi parlavo, quindi 20 aumento per cento aumento della tariffa. Non è possibile. Sì, e quindi automaticamente abbiamo iniziato. Poi c'è stato anche, per fortuna, e quindi questo è un segnale positivo che va interpretato bene, e quindi ecco l'adeguamento ai tetti di spesa, perché c'è stato anche un aumento delle richieste della cure fangoterapico o delle terapie inalatorie. Questo è buono? Questo è buono, certo. Ma quindi vorrebbe dire che per fare queste cure fangoterapiche tu devi farti il ciclo, quindi devi essere del territorio? Oppure persone che veramente vengono alle terme, stanno 7 giorni, 12 giorni per completare un ciclo? Allora, diciamo che l'accesso alla cura termale avviene ed è dedicata, rivolta ai cittadini italiani, quindi non necessariamente il turista o diciamo, il cittadino di prossimità, l'italiano di prossimità, può essere anche tranquillamente provenire da un'altra regione, quindi certo, è esteso alla popolazione italiana, alla nazione Italia. Chiaro, però queste persone se sono del territorio limitrofo possono venire in giornata a fare la cura termale per n volte, se invece vengono da Milano devono soggiornare alle terme? Necessariamente sì. Quindi dovrebbe esserci un beneficio a favore di un prolungamento della permanenza che invece voi non riscontrate tantissimo. Non lo riscontriamo perché stiamo parlando di una media di durata. Quindi ci sono quelli che stanno di più, però c'è la media di durata. Sì, certo. Se la media è 2,6 ci sarà qualcuno che soggiorna 5 giorni, ma qualcuno che fa proprio il toccata e fuga una notte e torna a casa. Ecco. Riducendo così tanto la permanenza, sempre si parla di medie, per cui è tutto relativo. Il famoso break-even per gli alberghi. Break-even vuol dire costi-benefici, dove sto in linea e dove invece vado in crisi. Posso essere anche pieno al 90% gli hotel in media nel ponte di Pasqua, faccio l'esempio se non lo so, però poi mi trovo durante la settimana che non ho presenze. Si riescono ugualmente a mantenere i dipendenti, fatture, cioè tutto l'insieme, costi energetici, strutture, fornitori, perché poi l'indotto è ampio. Sì. È una domanda complicata, cioè nel senso che bisognerebbe poi entrare all'interno di ogni singola azienda e capire quali sono i costi e quali sono le entrate. Dipende da quante stelle l'hotel, che tipo di servizio offre, insomma cambia moltissimo. Certo, difficile dare una risposta senza vedere bilanci, senza avere in mano i dati della struttura, di quella singola struttura. Certo che quello che ci preoccupa a noi come federazione, come associazione, come Federalberghi è il fatto che ci stiamo allontanando da quella che era un po' la vocazione del nostro territorio, perché se in primis siamo il primo polo di rigenerazione d'Europa e quindi all'interno del termine salute
È vero che c'è la prevenzione, c'è il benessere a 360 gradi, ma c'è sicuramente anche la cura e la riabilitazione. La cura e riabilitazione non la fai in una manciata di ore e nemmeno in una manciata di giorni, quindi è quanto mai necessaria una durata medio-lunga per avere anche dei benefici. Certo, assolutamente. E quindi come si può fare? No, prima di chiedere questo come si può fare, ma è una criticità dell'area termale di Abano, Montegrotto, insomma di tutte queste 5 comuni coinvolti, o sono le terme in generale in Italia o in Europa che hanno cambiato i flussi? Allora, io penso che oggi abbiamo un prodotto che è altamente a target, perché oggi c'è una sensibilità, non so se è d'accordo, abbiamo una sensibilità verso tutto ciò che è salute, verso il prendersi cura di sé. No, dico, mi piace sempre quella frase. C'è una grande predisposizione. Del buon medico di famiglia che diceva mangia bene, dormi, fai sport, movimento, salute, prenditi cura di te. Certo. Se pensiamo che poi anche l'OMS ha cambiato un po', no, quella definizione del termine salute, che non è più solo assenza di malattia, ma è anche equilibrio benessere psicofisico. Certo. Bene, quindi il nostro territorio, il nostro prodotto è altamente a target. Chiaro che il prodotto non comunicato non esiste. Siamo lontani da tantissimi anni dai mercati internazionali, soprattutto con una promozione mirata, condivisa, che faccia sì di mettere in risalto il nostro prodotto, le bellezze del nostro territorio, perché parliamo di alberghi, ma non dimentichiamoci della destinazione estesa, e quindi Colle Euganei, e quindi Padova. Abbiamo tantissime frecce al nostro arco da poter scoccare, da poter usare, la vicinanza con Venezia. Chiaro che per noi di Federalberghi, per noi di Associazione Albergatori, quello che chiediamo e che chiederemo è un piano di rilancio di destinazione, un piano strategico di rilancio. Senza di esso si fa fatica a stabilire quali sono i percorsi da intraprendere, le strategie da attuare, che deve essere un percorso condiviso tra pubblico e privato, perché non c'è destinazione senza un'offerta qualificata, un'offerta puntuale, un'offerta che sia al passo con i tempi, ma soprattutto non c'è destinazione senza una destinazione, ovvero in una destinazione è necessario che ci siano manifestazioni, eventi, accoglienza, informazione e sicuramente anche degli spazi che attraggano non solo all'interno dell'hotel ma anche all'esterno i turisti. Infatti sì, perché il turista ha bisogno di tutta una situazione. Sì. Le terme Euganei, in questo caso qua, sì, avrebbero l'ambizione o una possibilità, la volontà di collocarsi su una target più alto di consumatori, di clientela, per poter rifiorire, per poter oppure ci possono essere varie tipologie? Allora, nelle nostre terme abbiamo la più alta concentrazione per metro quadro, diciamo, di strutture di alto livello. Chiaro che, e guardo con grande interesse, faccio un grande in bocca al lupo ad Alessandro Sgaravatti, che aprirà a breve il primo campeggio termale 5 stelle d'Europa. E quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che nel nostro territorio c'è spazio un po' per tutti. Chiaro che se poi penso a un territorio, penso ad una destinazione, penso anche a una competitività, ma anche a una redditività, chiaro che penso alla fascia medio-alta. Però chiaro che siamo in grado domani, ma in un futuro veramente prossimo, di soddisfare qualsiasi segmento di mercato, dal campeggio fino al 5 stelle lusso. Questo è importante, assolutamente. Questo è assolutamente importante, sì, certo. Avete condotto voi tante ricerche, a parte che sono stati fatti anche degli investimenti in comunicazione di un certo tipo. Ne parliamo dopo comunque, adesso abbiamo la pubblicità. Come stavo dicendo, i vari tipi di ricerche che sono state condotte hanno riguardato anche i flussi dove vanno, come si muovono, quindi come deve evolversi, anche come è cambiata la clientela, come è cambiata l'aspettativa del turista termale. Quindi vediamo che cosa ne è emerso, a chi non conosce questo, e subito
dopo la pubblicità, quindi tra poco. Allora, siamo sempre con Walter Poli, presidente Federalberghi Terme Abano e Montegrotto. Stiamo parlando del bacino termale dal punto di vista della ricettività turistica. Cosa è cambiato quell'aspettativa del turista? Cioè un turista che viene alle terme, che soggiorna in un hotel termale, che cosa si aspetta, cosa cerca rispetto al passato? Perché abbiamo visto che la cura completa, se la media è di 1-2 giorni, non può farla. E quindi cosa viene a fare le terme? E perché sono attrattive e su che cosa dovete lavorare per far sì che la permanenza forse sia più lunga, giusto? Che sarebbe i vostri desiderata. Sì, certo, sì. Che poi i desiderata non sono nostri, perché ricordiamoci, e con la ricerca che citava prima che abbiamo svolto del CISET e finanziato, ecco, grazie anche al supporto di Intesa San Paolo e di Ascom con Commercio Padova, sono emersi dei dati interessanti, ma poi molto probabilmente ci torneremo. Io dico che c'è stato un adeguamento forte delle strutture alberghiere negli ultimi anni, perché se pensiamo che siamo passati da qualche piscina a 250 piscine con scarsi 90 strutture alberghiere, quindi c'è stato un adeguamento verso il wellness, se vogliamo, non dimenticando, non tralasciando l'importanza però della cura tradizionale e della riabilitazione. Ci ricordiamo, e lo voglio ricordare, anzi, che il Centro Studi Termali Pietro d'Abano compie 44 anni, abbiamo investito poco più di 10 milioni di euro per dare quelle evidenze scientifiche al nostro prodotto. Ogni 3 anni siamo comunque obbligati a pubblicare delle ricerche scientifiche, una sulla fangoterapia e una, quantomeno, almeno una, sulla terapia inalatorie, su riviste Impact Factor. Questo per dire che noi siamo ben consci dell'importanza dell'acqua termale e della cura tradizionale. Le strutture si sono adattate, sì, le strutture si sono adattate inserendo anche nuovi protocolli, ma anche nuove terapie che magari una volta venivano non considerate, quindi le terapie estetiche, le terapie olistiche, le terapie orientali, sempre più anche la riabilitazione, ma anche il benessere diciamo a 360 gradi, quindi anche banalmente solo la piscina. Chiaro che noi, il nostro interesse è quello di renderci unici, ecco, come territorio, certo, perché piscine banalmente... L'unicità infatti è data dal fatto che negli hotel ci sono le piscine, uno va a Montecatini che è una storicità, certo, un prestigio, ma anche un lusso comunque si vede della zona, però non c'è la piscina in ogni hotel, giusto? Certo, è una cosa rilevante la differenza, sì, giusto? La piscina è importante, però le piscine tendenzialmente le puoi costruire anche in centro a Milano, quindi ecco... Certo. Beh, il termine di Milano però... Esatto. Noi quello che abbiamo bene in mente, insomma, è diciamo, quel prodotto unico identitario del nostro territorio, che è appunto l'acqua termale e con i suoi utilizzi. Assolutamente. E per incrementare le presenze anche nel periodo non fine settimana, avete pensato a delle strategie? Io penso che sia arrivati a questo punto, e continuo a ripeterlo, fondamentale avere un piano strategico di rilancio. E non è stato fatto? Un piano strategico di rilancio della destinazione deve essere fatto con un percorso condiviso, che non possiamo essere solo noi, certo, la parte privata, diciamo, gli artefici o comunque le persone che siederanno, spero, a quel tavolo, in quel percorso, perché per rendere attrattiva la destinazione c'è bisogno sì della parte privata, ma ripeto anche della parte pubblica. Quindi le amministrazioni locali che si devono attivare, l'attrattività del territorio, quindi la vitalità stessa del territorio, sì, e lì non è cosa di poco conto. Allora, diciamo che ultimamente, gli ultimi mesi, grazie anche a un cambiamento che c'è stato diciamo in altri enti, in altri settori, forse anche una predisposizione, forse anche una presa di coscienza dei numeri che stanno calando in un certo qual senso, diciamo che i pianeti si stanno riallineando in un certo qual senso, quindi sono cautamente positivo. Noi chiederemo a gran forza che ci si sieda, che si ragioni assieme.
perché se poi chiedete a noi imprenditori, a noi albergatori, riusciamo magari a dare delle indicazioni di quello che è necessario, ma all'interno delle nostre aziende, e già lo facciamo costantemente per rimanere sul mercato, per rimanere competitivi rispetto ad altre destinazioni o rispetto ad altre strutture. Diversamente, quando parliamo di destinazione, ripeto, c'è bisogno di un piano di rilancio. Vi è mai capitato, è una curiosità, però qui ci rifacciamo all'attività che sta svolta dall'ufficio studi, dalla CISET, quindi con i vostri dati, di chiedere a chi soggiorna nelle vostre strutture che cosa desidererebbe che il territorio offrisse, che cosa conosce che offre il territorio, perché giustamente lei prima ha detto una cosa importantissima, quello che non è comunicato non esiste, certo. Ed è un dato di fatto, e quindi che cosa potrebbe spingere a un soggiorno più lungo chi viene da voi, che ha fatto una certa scelta, visto che anche lei è imprenditore? Allora, io penso che in primis dobbiamo riappropriarci del mercato estero. Quindi il mercato estero, all'estero. Sì, il mercato estero oggi stesso è il mercato che soggiorna più a lungo. Vuoi perché anche sono per la distanza, ovviamente. Per la distanza, chiaro, e quindi anche per ammortizzare in sotto quel senso il viaggio, comunque soggiornano più a lungo, quindi in primis dobbiamo focalizzarci sul riappropriarsi del mercato estero. Diciamo che poi il prodotto noi ce l'abbiamo, io sono altamente convinto che il prodotto ce l'abbiamo, sicuramente c'è da sistemare più di qualcosa. I trasporti sono un problema non indifferente, perché se poi vogliamo allungare, quindi offrire diversi prodotti o più prodotti al nostro turista, dobbiamo pensare che il turista comunque si muove o con mezzo proprio o con mezzi pubblici. Certo. Attualmente le Terme Euganee sono, non dico completamente scollegate da Padova, ma non c'è quel collegamento oggi necessario, che la distanza oggi la si misura in tempo, non in chilometri. Ecco. È chiaro che in altre parti del mondo c'è. Se parliamo di collegamenti non siamo ben collegati. Assolutamente. Il fatto, l'urbanistica delle cittadine coinvolte può essere in qualche modo rivista per venire sempre incontro a quelle che sono le aspettative? Allora diciamo di sì, che l'attrattività passa anche attraverso un paese, una destinazione bella, aggiornata, accogliente. È chiaro che uno dei temi fondamentali è quello anche di recuperare gli edifici dismessi. Il recupero degli edifici dismessi, noi come Federalberghi regionale stiamo spingendo affinché la Regione, siamo usciti pochi giorni fa con un comunicato stampa per sollecitare appunto la Regione affinché venga deliberata il condotel. Quindi il condotel è uno strumento che può favorire la riconversione, il riutilizzo di alberghi dismessi. Certo, sì, è passato, è già stato approvato in tantissime regioni italiane, manchiamo noi qualche altra, però in una regione fortemente turistica, sappiamo il peso che ha il turismo nella nostra regione, strumenti come il condotel potrebbero servire per appunto recuperare e quindi per rendere anche più attrattiva la zona, perché vedere questi ecomostri sicuramente non favorisce l'immagine del territorio, non aiuta. Quindi mobilità urbanistica e poi eventi. Eventi e manifestazioni sono fondamentali, sì. Eventi e manifestazioni di caratura ovviamente internazionale, sì, perché non dimentichiamoci, io in primis sono cittadino di Abano, quindi l'evento dedicato anche alla cittadinanza va bene, va benissimo, ma pensare che siamo un comune turistico, una destinazione turistica, abbiamo necessità di avere anche eventi che siano di un certo livello. E quindi diventa importante anche da questo punto di vista l'integrazione delle forze, delle energie presenti. Assolutamente, sì. Guardando nei dati, che cosa ne emerge ancora di quelli delle analisi sono stati fatti? Allora, i dati purtroppo, anche quelli del primo trimestre di quest'anno confrontati con il primo trimestre dell'anno scorso, segnano ancora dei segni negativi. Quindi stiamo perdendo il 2,3% di presenze,
il soggiorno rimane invariato a 2,6, quindi molto basso. Diciamo che, come dicevo prima, dal 2002 c'è questa inesorabile, lenta discesa e sicuramente è quanto mai necessario prendere in mano la situazione e affrontarla con decisione, con serenità e con lucidità, soprattutto con lucidità, sì. Certo. Longevity economy. E quindi puntare sul discorso di persone anche che hanno una certa età, che però vogliono stare bene quindi invecchiamento attivo, sono persone che anche hanno disponibilità a volte economiche, però forse non conoscono le potenzialità che potrebbero dare riguardo alle terme. Potrebbe essere interessante come strategia di rilancio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Si tratta ancora una volta di comunicazione. Io penso che le nostre strutture si sono allineate anche con la longevity, con la prevenzione, con il prendersi cura di sé, come dicevamo prima. Quindi abbiamo un prodotto che è già pronto. Ecco, chiaro che ritorniamo ancora una volta che se non è comunicato il prodotto non esiste. Quindi la strategia del testimonial su web non ha avuto esiti sperati? Abbiamo bisogno sicuramente di riposizionarci, ma di riposizionarsi, ripeto ancora una volta, sui mercati esteri. Il mercato estero è quello che è venuto a mancare, si è quasi dimezzato negli ultimi 20 anni, quindi è anche lì che dobbiamo essere presenti, ritornare presenti se vogliamo. Perché spendono di più, sostanzialmente. Sicuramente hanno capacità maggiori rispetto a noi. Sicuramente certi mercati, adesso penso all'Austria, alla Svizzera, alla Germania, alla Francia, ma anche perché i nuovi mercati dell'Est anche la Polonia sono mercati che a chi si è affacciato a quei mercati sta avendo grande soddisfazione in termini di presenza, di durata, di introiti, di capacità di spesa, di capacità di acquisto. Quindi sì, assolutamente, se dovessi compiere uno sforzo mi focalizzerei sul mercato estero. Quindi quelli italiani un po' adesso in secondo piano, anche se comunque è sempre un'ancora di salvezza? Il mercato italiano è un mercato che è cresciuto, se vogliamo, negli ultimi anni. Non perdiamo di vista, consolidiamolo, fidelizziamolo, ma abbiamo bisogno anche del mercato estero, sì, per ritornare ai numeri a cui eravamo abituati. E i giovani? Come vedono le terme? Sono attratti, le prendono a spizzico i bocconi, si annoiano oppure le trovano attrattive? Allora, è chiaro che il giovane... Anche un potere di acquisto diverso, questo senza dubbio. Il giovane ha un approccio diverso, magari tende a scoprire, diciamo, a voler scoprire diversi territori, diverse destinazioni, quindi magari lo fidelizzi meno, dura o meglio soggiorna per periodi più brevi, però è un mercato assolutamente importante, c'è tanta sensibilità rispetto ad una volta, perché se pensiamo che nel 2002 avevamo del pubblico molto più maturo in termini di età, oggi l'età media si sta abbassando. Il pubblico giovane è un pubblico importante perché poi diventerà oggi il pubblico che in certo qual senso è sensibile alla prevenzione, un domani si dovrà curare, no? Ecco, quindi brutto da dire così, vero? Però... E gli sportivi invece, visto che ci sono state anche le Olimpiadi, sì. Insomma il territorio è abbastanza limitrofo, parliamo appunto di cure relative all'attività fisica svolta, per cui potrebbe essere interessante puntare anche come età, o no? Assolutamente, non dimentichiamoci che noi l'anno scorso, quindi con il Centro Studi Termali Pietro d'Abano e con la Fedele Verga, abbiamo stretto un accordo triennale con le Fiamme Oro. Il primo appuntamento l'abbiamo avuto a ottobre dell'anno scorso.
Contemporaneamente alla loro presenza qui nel territorio monitoriamo lo stato di recupero, lo stress, l'ansia, e quindi stiamo andando proprio nella direzione della prevenzione, della riabilitazione e della rigenerazione. Quindi assolutamente gli sportivi sì, poi non serve essere sportivi ad alti livelli per avere quelle micro infiammazioni, quelle tensioni, quelle contratture, quindi assolutamente pubblico sportivo sì, certo. Sostanzialmente, dobbiamo chiudere, una volta comunicato nuovamente, interiorizzato che le terme esistono, non è una questione economica delle persone, di una perdita di potere d'acquisto da parte di tanti cittadini, o no? Sì, no, io no. Non mi sento di dire che è una perdita economica o di potenziale di acquisto. Sono cambiate le dinamiche, sicuramente, magari, come dicevamo prima, la Germania ha tagliato sicuramente dei fondi per quanto riguarda i soggiorni e la cura all'estero, però mi sento di dire che è un problema di essere presenti nei mercati, ecco, questo può fare la grande differenza, passando attraverso però un piano di rilancio strategico della destinazione, cioè fondamentale. Presentare un'offerta che sia attrattiva, sì, sostanzialmente. Assolutamente. Siamo giunti al termine. Io la ringrazio tantissimo, speriamo che i nostri telespettatori abbiano fatto un quadro generale anche per coloro che non conoscono questa realtà, che comunque è molto particolare e importante sotto tanti punti di vista, anche per l'indotto che muove, che è un indotto economico strategico anche da questo punto di vista, e quindi grazie di averci seguito, a presto.